In questo video parleremo di farine forti e farine deboli. Ricevo sempre parecchi commenti con domande relative alla differenza tra farine deboli e farine forti. La forza della farina dipende fondamentalmente dalla quantità di glutine che si sviluppa in seguito alla lavorazione, perché la farina in sé non contiene glutine. Il glutine viene fuori da un processo di lavorazione, perché le farine contengono delle proteine. Tra queste proteine ci sono glutenina e gliadina. Questa glutenina e la gliadina in pratica si combinano assieme durante la lavorazione, quindi quando viene aggiunta l'acqua, quando si comincia a lavorare e poi quando si finalizza. Infatti per questo motivo che è importante procedere nell'impasto in un determinato modo, specie se si lavora con l'impastatrice, altrimenti si rischia di strappare. Questa è una cosa che si sente spesso, strappare l'impasto, e poi procedere magari a mano con quel movimento con il palmo della mano. Quando si comincia a lavorare l'impasto, la gliadina e la glutenina si fondono in un unico elemento che è appunto il glutine. Quando si lavora l'impasto si crea una sorta di reticolo costituito dalla maglia glutinica. Quando poi i lieviti vanno ad agire sull'impasto, quindi producendo anidride carbonica e non ossigeno, come erroneamente dico nei miei video, ma purtroppo è come dire scendo il cane, scusatemi quando dico sta cosa, l'anidride carbonica sostanzialmente agisce su questa maglia glutinica che cattura l'anidride carbonica e si gonfia. Quindi immaginate come se ci fossero tanti ombrelli pronti ad aprirsi, e l'anidride carbonica in pratica viene frenata da questi ombrelli e spinge, e quindi spingendo fa gonfiare l'impasto. Quindi più fitta è la maglia glutinica e più l'impasto si gonfia. Ovviamente dipende anche da quanto lievito è stato utilizzato, non dipende soltanto dalla maglia glutinica. Ora torniamo alla domanda iniziale, cioè farine deboli e farine forti. Quindi più una farina contiene proteine, nello specifico gliadina e glutenina, più la farina è forte. Tendenzialmente quindi la farina può sviluppare più glutine. Meno glutenina e gliadina contiene e ovviamente più debole sarà la farina. Per le farine utilizzate dalle pizzerie la forza viene indicata utilizzando la dicitura W. La dicitura W in pratica permette di capire quanto è forte la farina. Può essere W180, che è una farina debole, può essere 200, che può essere una farina di media forza, 220 media forza, sale su, fino ad arrivare, che ne so, a 320, a 400 per farine molto forti. Ora però non tutte le confezioni riportano questo tipo di classificazione, anzi direi quasi nessuna, c'è giusto la Garofalo e qualcun'altra. Quindi come si fa a capire se una farina è forte o debole? In realtà non lo si può capire, nel senso che mancando questa definizione si può andare a spanne, per cui c'è un trucco: bisogna andare a guardare la quantità di proteine contenute in 100 grammi di farina. Basta guardare la tabella nutrizionale, generalmente stampata dietro al pacchetto di lato, e vedere quanti grammi di proteine contengono, fermo restando che le proteine possono non essere necessariamente glutenina e gliadina, ci può essere anche altro. Quindi in base a questo punto di riferimento si può dire appunto a spanne che una farina con 10 grammi di proteine per 100 grammi di farina è una farina debole. Una farina con 11 è di media forza, una farina con 12 è ancora più forte, 13, 14, 15 a salire su sono farine molto forti. Alla fine della fiera, se la prossima domanda dovesse essere sì, ma perché usare farine forti, perché usare le farine deboli, qual è la differenza in termini di resa? Allora, una farina forte è una farina che tendenzialmente può essere utilizzata per lunghe maturazioni. In pratica una farina che contiene molto glutine è una farina meno attaccabile, tra virgolette, dai lieviti. I lieviti si nutrono di zuccheri e di altre cose e attaccano anche il glutine. Per cui se una farina è molto forte e ad esempio decidete di fare un impasto da 24 ore, anzi facciamo da 48 ore, il lievito non avrà il tempo di mangiare il glutine e quindi rendere l'impasto debole. Cosa succede quando un impasto diventa debole, quando non ha più glutine? Si strappa, quindi quando lo stendete si strappa e non c'è modo
di rimetterlo insieme, diventa sottile, diventa ingestibile, si rompe e dovete soltanto buttarlo. Quindi perciò è importante bilanciare la forza della farina in base al tempo di maturazione e lievitazione, chiaramente. Però questo non significa che bisogna utilizzare farine fortissime per un qualunque tipo di lievitazione, maturazione, da 24 ore. No, perché altrimenti la quantità di glutine può essere eccessiva per quelle persone che magari, non dico che hanno un'intolleranza, ma che comunque fanno più fatica a digerire certi tipi di impasti. Quindi perciò è importante sempre bilanciare. Infatti molte pizzerie non utilizzano la farina così come la comprano, ad esempio la Caputo rossa, ma mescolano la Caputo rossa e la Caputo blu per ottenere un blend in grado di affrontare, che ne so, le 24 ore, le 20 ore, ciò che vogliono fare, in modo tale da bilanciare la digeribilità con la resistenza dell'impasto, anche perché nel momento in cui voi impastate e calcolate la maturazione per 24 ore, significa che magari l'impasto è pronto dalla 24esima ora in poi, ma se il glutine sviluppato è stato attaccato dai lieviti, insomma si sta consumando, lasciatemi passare questo termine, troppo velocemente, in pratica rischiate di strappare l'impasto nell'ora successiva a quella della fine della maturazione, quindi alla 25esima ora l'impasto comincia ad essere più debole. Questo capita soprattutto poi quando fa caldo, perché più fa caldo più i lieviti sono attivi. Quindi spero che sia chiaro, bisogna bilanciare. E quindi la differenza tra farine deboli e farine forti sostanzialmente nella quantità di glutine prodotta, ed è importante ricordare questa cosa, ed è importante ricordare questa differenza e a bilanciare le due farine in modo tale da coprire l'arco di tempo che intercorre tra l'inizio dell'impasto, la maturazione, ma anche la stesura. Spero di aver risposto alle vostre domande e mi aspetto altre domande alle quali risponderò con dei video. Quindi, se volete, chiedilo a Gigio, dito su se vi è piaciuto il video, se vi piacerà, altrimenti lasciatemi un bel commento, fatemi sapere che cosa vorreste sapere, perché alla fine questo è lo scopo di questo format. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche ed essere aggiornati tutte le volte che pubblico un video con domande e risposte. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga, e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!